A meno di un anno dalla morte del padre, ucciso e fatto a pezzi il 25 luglio nella casa di Via dei Lotti, e dell'arresto di mamma e nonna avvenuto una settimana dopo, accusate di aver commesso l'omicidio, si delinea una soluzione positiva per l'affidamento della figlia di Melincastro Monsalvo e Alessandro Venier, la vittima, ai nonni materni. Dopo aver esaminato gli ultimi accertamenti per valutare l'affido ai parenti stretti della donna che vivono in Colombia, il Tribunale per i minorenni di Trieste ha infatti emesso un provvedimento che, secondo l'avvocato Katia Aris, sembra confermare l'assenza di criticità sull'idoneità dei parenti materni a prendersi cura della piccola. In tale ottica, spiega l'avvocato, si porrebbe la prevista intensificazione dei contatti tra la minore e i nonni in attesa in vista del loro arrivo in Italia, che sembra ormai prossimo. I genitori di Meilin sono intervenuti nella procedura affidandosi ad un proprio legale, l'avvocato Michela Pavan del Foro di Udine, a conferma della ferma intenzione di crescere, educare e prendersi cura della nipotina. Insomma, conclude l'avvocato Aris, sembra finora che nulla si opponga a disporre l'affidamento della piccola ai parenti materni, che fin dall'inizio, pur lontani geograficamente, hanno espressamente chiesto di volersi occupare personalmente della nipotina. La bambina ha compiuto un anno il 31 gennaio. Da quel momento Meilin ha dovuto lasciare la struttura per la custodia cautelare protetta destinata alle detenute mamme di bambini con meno di un anno di età. Ora si trova in carcere nella sezione femminile del penitenziario della Giudecca a Venezia, dopo un periodo trascorso in ospedale psichiatrico in seguito ad una crisi psicotica di cui ha sofferto all'inizio di febbraio. Il provvedimento del GIP di Udine di trasferimento in carcere era stato appellato davanti al Tribunale del riesame dagli avvocati difensori Federica Toselli e Francesco De Carlo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.